La salute dei cittadini indica chiaramente il bisogno, invece che parlare di medicina, quello che fa o quello che dovrebbe fare. È chiaro che poi invece il mio intervento partirà dall'altro polo, quello della medicina, però cercheremo di vedere dove si possono incontrare questa medicina che rispetti il diritto di cittadinanza. Credo che è stato richiamato ripetutamente già in questo convegno, ma un diritto di cittadinanza che è assoluto, indipendente dalle circostanze di salute, da circostanze ambientali, psicologiche e culturali. Ecco, in questa prospettiva, di cosa ha bisogno il cittadino fragile? Io parto leggendo brevemente un famoso editoriale di esattamente un anno fa della rivista Lancet che diceva portiamo la fragilità all'interno della realtà della medicina. Questo credo che sia un aspetto fondamentale, sottrarre da una visione puramente psicosociale, ambientale, i bisogni delle persone fragili e portarli pesantemente all'interno della medicina. E dice questo editoriale, la fragilità non è soltanto un problema geriatrico, ma di tutte le età della vita, e l'abbiamo sentito chiaramente fino ad ora, e che coinvolge professionisti da un ampio spettro di competenze e di specialità. Ecco, questo credo che sia un punto di partenza fondamentale che ci dice che chi si occupa di fragilità in ambito medico non è un marginale, ma anzi colpisce al centro della problematica. Allora, di che cosa hanno bisogno rispetto alla medicina le persone fragili? Hanno bisogno che la medicina sia colta, e questo ogni intervento deve essere al massimo della conoscenza, al massimo della competenza, al massimo della modernità, cioè dell'adeguamento alle scoperte più significative. Uno potrebbe pensare che è un discorso banale, inutile, invece ci tengo proprio in base alla mia esperienza geriatrica a ricordare che troppo spesso abbiamo considerato le fragilità marginali anche dal punto di vista scientifico e della ricerca. Invece la cultura al primo posto. Una seconda caratteristica è quella che la medicina deve comprendere la complessità. Ecco, la realtà della sofferenza parte dalla biologia per passare attraverso la clinica, l'ambiente, i servizi, con interazioni tra questi vari ambiti che non sono mai lineari. La scienza della complessità credo che abbia detto cose importantissime a questo proposito. Occuparsi delle persone fragili di qualsiasi età, per qualsiasi patologia, non è un mestiere per i semplificatori. Chi ha voglia di semplificare dice sì, ma io risolvo il problema in quel modo, non ha capito qual è la vera esigenza delle persone che soffrono. Un terzo aspetto di cosa ha bisogno il cittadino fragile rispetto alla medicina ha bisogno di essere accompagnato nelle solitudini. Ecco, non voglio trasformare la medicina in qualche cosa di psicologico, ma voglio dire che l'accompagnamento alla solitudine del malato è strutturale all'atto medico. All'atto medico perché che capisce che la persona malata cronicamente è una persona purtroppo predisposta alla solitudine, non soggettivamente ovvio, ma socialmente predisposta alla solitudine, e che quindi qualsiasi intervento deve essere accompagnato dalla costruzione, non soltanto per ragioni psicologiche, ma anche per ragioni di efficacia. Un intervento medico in una persona sola che non è in grado di sviluppare tutte le problematiche della cura individuale è un atto medico che non raggiunge gli obiettivi, proprio in termini pratici, concreti. Ed infine, di cosa il cittadino chiede alla medicina rispetto della sua dignità e della sua libertà. Queste potrebbero sembrare due parole vuote, retoriche, ma non è così. Troppo spesso abbiamo assistito a lesioni della libertà, a lesioni della dignità del malato. Proprio la persona più è fragile,
meno è capace di difendere i suoi spazi, i suoi diritti, e più talvolta abbiamo assistito. Per questo credo che convegni di questo livello come quello di oggi abbiano grande significato, perché a partire dalla grandezza di Venezia si può davvero dire che le parole dignità e libertà non sono parole banali, non sono parole vuote, ma sono parole che si sono inverate nella storia e che oggi hanno bisogno di essere di nuovo riportate al centro della medicina. Allora, come deve agire la medicina delle fragilità in questa logica? Deve prima di tutto occuparsi, come dicevo, legato alla richiesta di cultura, occuparsi di formazione, studiare molto e sperimentare senza sosta. Troppi ambienti credono di curare, ma invece danneggiano. Troppi ambienti ritengono di non aver bisogno della continua sperimentazione di nuove risposte sul piano biologico, sul piano clinico, sul piano dell'assistenza, sul piano dell'organizzazione dei servizi. Il Covid-19, non tanto per riferirsi sempre alla situazione attuale, però ci ha detto chiaramente quanto bisogno di studio abbiamo bisogno tutti, quanto bisogno di formazione degli operatori abbiamo tutti bisogno e quanto bisogno di sperimentazione. La vicenda delle sperimentazioni a metà, frettolose, eccetera, di questi ultimi mesi, se c'era necessario, ci ha richiamato sull'esigenza di studiare nella maniera più precisa, metodologicamente accurata. Non, le scorciatoie non servono soprattutto alle persone fragili, non servono se vogliamo creare davvero risposte che stanno in piedi. E dobbiamo anche capire che questa è una medicina difficile, che però dobbiamo fare in modo che le menti più generose e più attente, più colte, più preparate vengano da questa parte. Cioè, sappiamo bene che il rischio che la tecnologia, per esempio sui giovani medici, sui giovani infermieri, sugli altri giovani, abbia più fascino del nostro discorso che stiamo facendo oggi. Dobbiamo però fare in modo, attraverso la ricerca, attraverso la cultura, di far capire ai più giovani che occuparsi di problematiche complesse, come sono quelle legate alla fragilità, è qualcosa di altissimo valore scientifico, oltre che umano. Ma mi permetto di insistere su questo aspetto del valore scientifico, perché altrimenti rischiamo di fare un discorso che i giovani non ascoltano. Ai giovani piace mettere insieme la scienza con l'umanità, ma se noi facciamo solo ricorso ai discorsi dell'essere vicino, dell'accompagnare, rischiamo di perdere i giovani migliori. Invece dobbiamo dire, noi ci occupiamo di argomenti di altissima valenza tecnica, di altissima valenza, diciamo, della medicina più contemporanea e più moderna, ma allo stesso tempo poi questi li inveriamo nella realtà dell'accompagnamento, nella realtà della cura. E quindi, dicevamo, è una medicina difficile che non va semplificata proprio perché così si presenta meglio anche ai giovani operatori. È una medicina che deve abituarci all'incertezza. Purtroppo i percorsi delle malattie croniche, i percorsi della fragilità, come sanno meglio di me i colleghi presenti e collegati in questo momento con noi, non sono mai itinerari chiari. L'esperienza del Covid-19 ci insegna di quanti sono gli itinerari differenziati in apparenza partendo da situazioni simili. Il problema delle morti improvvise ai quali abbiamo assistito in molte situazioni durante il Covid. Chi non erano attese sul piano biologico, sul piano clinico. Ecco, quindi bisogna avere la capacità di adeguarsi all'incertezza dell'evoluzione dei fenomeni. E questo richiede, torno sul discorso di prima, un'intelligenza particolarmente aperta, particolarmente disponibile ad andare incontro a qualche cosa che non ci si aspetta.
E poi deve essere una medicina attenta al tempo. Per definizione, fragilità, lunga durata, tempo sono tre parole che vanno insieme. Guai a fare interventi che non si collocano in questa logica temporale che può durare molto tempo, che può durare svariati anni fortunatamente, ma che va sempre in maniera di capire, come un famoso editoriale sempre di Lancet di qualche anno fa diceva, capire se viene prima l'uovo o prima la gallina. Ecco, quindi di capire l'evoluzione dei fenomeni, quali sono i fattori di rischio, qual è l'evoluzione, qual è la possibilità che l'evoluzione stessa ridiventi un fattore di rischio. Quindi questa è per la medicina della fragilità un altro aspetto. Poi deve essere una medicina non fragmentata. Quando prima parlavamo di complessità, e dobbiamo conciliare la specificità delle competenze. L'abbiamo detto, a noi non interessano i medici o gli altri operatori generici che danno la pacca sulla spalla, non sono quelli di cui abbiamo bisogno, ma dobbiamo capire come mettere insieme la specificità della competenza, delle alte competenze, con la complessità dell'intervento che richiede diversi fattori, diversi attori. E il discorso del lavoro di equipe va bene, ma talvolta rischia di essere più una parola vuota che realmente qualche cosa che poi si invera nella giornata di tutti i giorni. Deve essere una medicina curiosa. E che anche qui si collega a quanto dicevo prima, la medicina che complessa e quindi che ha molto anche di non visibile immediatamente. Una medicina che deve andare alla ricerca della storia con grande pazienza. La curiosità è intima, è dentro al problema della cura delle fragilità. Chi non è curioso è bene che anche qui cambi mestiere. Chi dice io ho capito tutto. No, io medico non ho capito quasi nulla, se non insisto ad andare in cerca di quello che è nascosto, di quello che magari il paziente o l'uomo o la donna alla quale ci dedichiamo non vuole dirci, non è in grado di dirci, le sofferenze silenziose, ma non soltanto sul piano psicologico. I medici presenti sanno benissimo come la curiosità anche sul piano biologico sia spesso indispensabile. E poi è una medicina che gentile. La recente enciclica che il patriarca ha citato con tanta competenza ha un passaggio sulla gentilezza che è molto, non so se dire che non è strettamente religioso, ma è certamente umanissimo, mi perdoni il patriarca di questo sconfinamento, ma dice la pratica della gentilezza non è un particolare secondario né un atteggiamento superficiale o borghese. Mi piace questo parlar chiaro del Papa. Ecco, io credo che davvero la gentilezza sia strutturale alla medicina, a questa medicina, perché l'atto di cura che dura poco, certo deve essere sempre improntato alla cortesia, alla vicinanza, ma ha meno rilievo nel tempo veloce di un atto puntiforme, l'attenzione alla curiosità, alla gentilezza, alla flessibilità. Quando il paziente, la persona, insisto, la persona, il cittadino, come dice il titolo di questo bellissimo convegno, si affida per lungo tempo a chi deve proteggerlo e aiutarlo ad andare avanti, la curiosità, la flessibilità, la gentilezza sono strumenti indispensabili per capire fino in fondo ed essere vicini fino in fondo alla vulnerabilità che viene provocata dalla processualità dell'evento, perché quasi nessuna, posso dire nessuna, fragilità resta ferma nel tempo e noi dobbiamo imparare come medici, come operatori sanitari ad accompagnare questa processualità davvero con queste caratteristiche, la curiosità, perché la processualità ci espone a una presenza sempre diversa, a una flessibilità e alla gentilezza. Ultimi due
concetti, e vedo così di rispettare il tempo che gentilmente mi è stato affidato, è l'equità. La medicina deve essere equa. C'era un editoriale famoso di qualche tempo fa, di qualche giorno fa, dell'International International Medical Journal, che diceva: la fragilità si deve accompagnare all'equità da parte di una medicina giusta, che compensa chi soffre di più. E questo concetto mi ha un po', non l'ho ancora esattamente elaborato, ma diceva questo editoriale: in qualche modo chi soffre meno si arrangia, che poi magari nella bellissima introduzione del patriarca diceva che poi magari soffrono anche loro, quelli che abitano a Beverly Hills, monsignore. Però questo concetto della medicina, che in qualche modo, con la sua competenza, con la sua gentilezza, col suo interferire nel profondo della sofferenza delle persone, rappresenta una medicina giusta per chi rischia di soffrire di più, oltre per gli aspetti biologici, perché è povero, perché è solo, perché è abbandonato. E questo mi pare un concetto particolarmente adatto a questa giornata, in tempi di Covid, in tempi di sofferenze che si moltiplicano. Ecco, devo dire, non per concludere con una parola negativa, che purtroppo questo concetto della fragilità che deve essere seguita nel tempo non è sempre presente nei testi ministeriali. Anche la recente disposizione, non voglio concludere con una nota negativa, anche nelle recenti disposizioni, i progetti per cambiare la sanità, non c'è grande attenzione al problema della fragilità, proprio come concetto di fondo. I cittadini hanno bisogno di essere aiutati su questa strada. Concludo con le battute finali di un libro recente di Edgar Morin, che io ritengo dovrebbe essere imparato soprattutto dai medici. Noi dobbiamo vivere una medicina che, dice esattamente Edgar Morin, ha bisogno, che richiede intelligenza, dice sempre più intelligenza, ma anche amore, sempre più amore. Io credo che questa sintesi di avvicinare l'amore all'intelligenza, quindi vuol dire la cultura, la tecnologia, la modernità, la presenza nelle dinamiche più attuali, e insieme l'amore che viene dal nostro retaggio cristiano, che viene dalla nostra storia, che viene dalla nostra capacità di essere vicini agli altri, sia davvero una sintesi, la sintesi migliore per descrivere il senso e il significato e il nostro impegno per fare davvero una medicina della fragilità degna dei grandi bisogni del nostro tempo.